In casa vince 3-1 con il Montebelluna. Nel big match a San Donà il Bassano pareggia per 1-1, mentre l'Arzignano va a fare un autentico exploit nel campo del Caerano vincendo 1-0, quindi 5 dei 6 punti disponibili portati a casa. Andiamo a vedere risultati e classifica. San Donà Bassano 1-1, a Treviso Conegliano batte Treviso 1-0, Benacense Rovereto 2-2, Sevegliano Manzanese 0-0, Valdagno Montebelluna 3-1, a Caerano Arzignano batte Caerano 1-0, Bolzano Riello Legnago 2-0, Pro Gorizia Milanese 1-0, Donada Centro del Mobile 0-0, classifica. Valdagno 44 punti, San Donà ora distanziato di 2 lunghezze 42, Bassano 38, Caerano 37, Treviso 33, Sevegliano 31, Arzignano, Bolzano, Montebelluna, Milanese, Legnago e Rovereto 26, Donada 25, Centro del Mobile e Pro Gorizia 22, Manzanese 21, Conegliano 19, Benacense. Finiscono probabilmente a San Donà gli ultimi sogni di promozione del Bassano, un Bassano ad ogni modo gagliardo che è riuscito ad imporre l'1-1 alla squadra che contenderà probabilmente fino all'ultimo la prima posizione al Valdagno. Andiamo subito a vedere la cronaca densa di una gara giocata molto nervosamente da entrambe le squadre. Gara dunque molto accesa, seguita da oltre 2000 spettatori. Molti motivi di interesse alla vigilia. Oltre alla classifica, attesissimo duello tra i due bomber Beghetto e Meazzi, duello conclusosi sostanzialmente in parità. La cronaca: al settimo cross di Giacomin e colpo di testa di Dal Compare a lato di poco. Al 16° l'ex Giacometti alla palla buona appena entro l'area, ma Tonella si supera e mette in angolo. L'equilibrio si spezza all'improvviso poco prima della mezz'ora. De Stefani lancia lungo per Beghetto, Giacometti anticipa il centravanti ma manda la palla incredibilmente all'incrocio dei pali alle spalle dell'esterefatto Cecconi. San Donà 0, Bassano 1. L'autogol fa prendere coraggio ai giallorossi di Pillon. Al 33° Novello prova il fendente, bloccato a terra da Cecconi. San Donà vicinissimo al pareggio in chiusura di tempo. Bonafin si trova solo a pochi metri da Tonella, ma il veneziano perde l'attimo giusto e il portiere si salva miracolosamente. La ripresa vede il San Donà portarsi all'attacco alla ricerca del pareggio, ma è il Bassano ad avere la palla buona per chiudere il match. Lo scontro in area tra Beghetto e Cecconi è più che sospetto, ma per il signor Alario di Civitavecchia è tutto regolare. Sul proseguimento dell'azione poi Giacomin viene steso da Grego, ultimo difensore giallorosso. Inevitabile l'espulsione, con Pillon che toglie Bressan e inserisce Mendo per irrobustire la difesa. All'8° Meazzi di testa fa da sponda per Cappelletto, che calcia a lato. Al 12° bomba su punizione da distanza proibitiva di Mendo, con palla che coglie la traversa. 5 minuti dopo pareggia il San Donà. Cappelletto dai 20 metri sorprende Tonella, tradito dal rimbalzo della sfera. 1-1. Raggiunto il pareggio e con il Bassano in 10 uomini, il San Donà prova a far sua la gara. Al 22° Meazzi cade in piena area di rigore, ma anche questa volta per l'arbitro si può proseguire. Al 25° una rasoiata di Rizzetto viene ammortizzata in angolo da Tonella. Alla mezz'ora il 19enne Dell'Igna compie l'ennesima scorrettezza su Meazzi e l'arbitro lo espelle. Bassano in 9 uomini e nell'ultimo quarto d'ora la gara si trasforma in un vero e proprio assedio, con Beghetto che si improvvisa stopper su Meazzi in un inedito duello tra centravanti, ma il risultato non cambia più. Negli spogliatoi la delusione da entrambe le parti è più che giustificata. Fine gara negli spogliatoi di San Donà con due allenatori che recriminano entrambi per il risultato, una gara veramente molto combattuta. Adesso sentiamo subito l'allenatore del Bassano, Giuseppe Pillon, che recrimina per qualche episodio successo durante la gara, più di qualcuno a dire il vero. Direi che ce ne sono parecchi episodi che potrei contestare. Niente, il risultato è finito 1-1. Però io devo dire che in occasione del secondo tempo, quando Beghetto si è presentato solo davanti al portiere con l'atterramento di Beghetto, sull'1-0 per noi se dava il rigore ed espulsione del portiere probabilmente la partita aveva un altro verso. 2-0, l'azione dopo ci ha espulso un giocatore, siamo rimasti in 10 e per non finire siamo rimasti poi noi per una doppia munizione a mio avviso insomma indecente. Noi puntavamo al successo anche se eravamo andati in vantaggio con un autogol, ma questo non significa nulla. Mi sembrava che avevamo anche meritato il vantaggio perché stavamo giocando abbastanza bene. Poi è chiaro che quando è successo degli episodi come quelli che sono successi si ha del rammarico. Comunque complimenti ai miei ragazzi, hanno lottato fino al 90° anche i 9 e hanno dimostrato di essere una grande squadra. Ezio Glerian squalificato, dunque noi siamo qui con il vice allenatore Seno.
Allora, il Sandonà oggi perde un altro punto sul Valdagno, si giocherà probabilmente tutto in quella penultima giornata. Qui a Sandonà il clima sarà quello di oggi e la partita sarà decisiva. È chiaro che sarà decisiva perché si sapeva che era una partita dura anche quella di oggi, però ogni partita da qua alla fine è importantissima, anche perché vediamo che sto Valdagno viaggia a 1000, d'altronde con gli attaccanti che si ritrova riesce a far gol con una facilità incredibile. E noi dobbiamo continuare a lottare perché ci crediamo, i ragazzi sono stati bravi fino adesso e quindi io credo che questo posto di classifica lo meritano ampiamente, insomma.